Claudia Zuncheddu, questa serata è stata funestata da una notizia con la quale tutti i telegiornali stanno apprendo, quella della morte in un blitz delle forze speciali inglesi in Nigeria di uno dei 9 ostaggi italiani, l'ingegner La Molinara. C'è grande tensione nel nostro Ministero degli Esteri perché non era a conoscenza del blitz delle forze speciali inglesi, se non a cose fatte o in corso d'opera. Sta zoppicando un po' il nostro Ministero degli Esteri, che dice, onorevole? Ma zoppica il Ministero degli Esteri, zoppica questo Stato che dovrebbe decisamente chiedersi che cosa fare e che tipo di intervento fare in situazioni come queste, soprattutto perché accodarsi a Stati che hanno interessi diversi rispetto ai nostri in certe regioni del mondo. La Nigeria è un'ex colonia britannica. Quindi in tutto questo percorso per la liberazione di questo giovane italiano, secondo me lo Stato italiano ha fatto male ad accodarsi ai britannici. E fra l'altro è anche molto così sconfortante il fatto che l'Italia sia stata tagliata fuori nelle ultimissime fasi, per cui c'è stato un blitz. E questi blitz sono sempre più ricorrenti, è successo anche lo scorso anno in Niger, con i francesi, dove gli ostaggi hanno pagato, per cui qui bisogna tener conto che anche il senso di questi blitz, i blitz si fanno per sottolineare, per rimarcare un problema di sovranità di questi ex colonialisti in queste aree. Tutto questo depone per la tesi secondo cui lo Stato italiano deve assolutamente accelerare i tempi per la liberazione di Rossella Urru. Bisogna farlo d'urgenza. C'è il Presidente Cappellacci, mi appello pure a lui, in quanto lui è il Presidente di una regione autonoma e anche a lui spetta una parte molto importante in questo processo.